sarebbe il caso di lasciar lavorare i magistrati senza cambiargli le regole del gioco nel mentre che fanno i processi. Una cosa è certa però, che il programma politico che noi vogliamo portare avanti deve essere un programma politico che si deve occupare di tutti i cittadini, non di uno solo. A me pare che anche adesso la prima cosa che si è discussa appena si è formata questa nuova maggioranza è: dobbiamo cambiare le leggi sull'intercettazione telefonica, la legge sulla responsabilità dei magistrati e così via. Io credo che proprio questo, a me non preoccupa il Berlusconi che c'è in lui, preoccupa il berlusconismo che si sta inserendo in noi, cioè questo modo di fare per cui si cerca l'impunità, si cerca la furbizia, la strafottenza, il menefreghismo, la possibilità di fregare l'altro. Ecco, questo non è Berlusconi, questo è il berlusconismo che si sta instaurando nella società, ed è anche una colpa, me lo lasci dire, è anche una colpa del sistema dell'informazione, perché a forza di martellare le menti che in questi anni c'è stata una guerra fra bande, si pensa che siano bande, invece in realtà in questi anni c'è stata una guerra tra guardie e ladri, con l'aggravante che qualche volta la guardia ha fatto pure il ladro, ma distinguiamo le cose. Una cosa è far rispettare la legge, altra cosa è violare la legge. Quando si è fatto il processo politica di Pietro, no, ti sto dicendo, non sto parlando di politica, io sto parlando quando per esempio è stato fatto, segui me, non fare il difensore quando è stato fatto il processo, quando è stato fatto il processo a dei magistrati, la vicenda Previti, Mette e compagnia bella, il sistema dell'informazione ha criminalizzato non quei magistrati che non hanno fatto il loro dovere, ma i magistrati che l'hanno giudicati. Questo è il sistema, per cui tutto è apparso come una guerra fra bande, invece che riportare il sistema alla legalità. La legalità non è una fisima, non è un giustizialismo, è uno strumento necessario affinché tutti abbiano pari opportunità, affinché tutti possano avere ciò che gli merita, la libera concorrenza. Lo puoi avere se hai legalità.